Oggi a Sottomarina, alle spalle della sede di Prometeo, si è tenuta un'inaugurazione scritta a lettere maiuscole della nuova palestra della Prometeo, un evento a cui sono intervenute le istituzioni in modo massiccio, con la presenza, oltre che del sindaco, di numerosi assessori e consiglieri. Intervenute autorità note nel settore sportivo, da mister Antonio Andreucci, allenatore della squadra di calcio colodiense, al match analyst della nazionale di calcio Marco Scarpa, la responsabile regionale di Special Olympics Elisabetta Pusiol, al rappresentante del CONI Matteo Perini, agli assessori regionali Dolfin e Baldin, alla rappresentanza della US3 Serenissima, al direttore della Lega Coop Sociale, agli assessori Marangon, Zennaro, al vice sindaco assessore allo sport Daniele Tiozzo, al sindaco Mauro Armelao, presente anche la dirigente Daniela Ballarin. Assenti ma presenti con il loro supporto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l'eurodeputata onorevole Rosanna Conte, ma non solo. A dare il loro supporto a questa iniziativa varie associazioni, tra cui Titoli Minori e l'Impronta. Spero di non aver scordato nessuno, ma l'impatto che questa iniziativa ha nel sociale è notevole. A pensarci è stato Carlo Muccio, direttore della Prometeo, quando una quindicina d'anni fa ha visto chiudersi in faccia le porte di una palestra non disponibile ad aprirsi ai suoi ragazzi. Non si è rassegnato e tanto ha fatto in questi anni da poterla aprire proprio a disposizione delle persone con diverse abilità di cui la Prometeo si occupa e che oggi erano in prima linea a partecipare all'evento. Inclusione è la parola chiave, quella che permette alle persone di fare tutto ciò che desiderano fare senza barriere architettoniche ad impedirlo. Musicaterapia, yoga, ballo, fisioterapia, psicoterapia e altro, senza contare il karate che viene insegnato nella vicina palestra a disposizione dei Leoni di San Marco. Un'inaugurazione in cui si sono accennati nuovi progetti e nuove sinergie. A dimostrazione della generosità dei cittadini di Chioggia, buona parte delle attrezzature sono state donate e tra gli sponsor dell'iniziativa figura anche il McDonald's. Essenziale il contributo di ENAI, corsa accompagnata dal direttore Cicigoi per chiudere l'inaugurazione come si deve. Per poter realizzare questo sogno nel cassetto, uno dei tanti che Muccio custodisce con cura, sono stati necessari soldi, progetti e tenacia. Sul canale YouTube a breve troverete tutti gli interventi.